Buonasera ai titoli. A Messina morta una donna precipitata dalle scale del Policlinico nel tentativo di evitare che alcuni scatoloni caduti da un carrello la travolgessero. Aperta un'inchiesta. Ad Agrigento terrore nella notte a Canicattì per una rapina in villa a mano armata. 3 rapinatori minacciano e derubano una donna e l'anziana madre. Palermo, restano in carcere i 4 fermati per le intimidazioni e i danneggiamenti nella zona nord del capoluogo. Secondo la procura, a gestire il territorio è la mafia di San Lorenzo. A Trapani vasto incendio a Montagna Grande, in fiamme, macchia mediterranea, aree boschive, patrimonio naturalistico che era stato più volte colpito dai piromani. Ad Agrigento sequestrata un'autobotte che distribuiva acqua contaminata prelevata da un pozzo agricolo. A Licata, contro la crisi idrica, i cittadini e comitati chiedono interventi urgenti della magistratura. Successo a Taormina Film Fest del docufilm di Alfredo Lopiero, un viaggio per incontrare Mimì, un omaggio a Lina Wertmüller, protagonisti Giancarlo Giannini e Tuccio Musumeci. Calcio, il Catania accelera sulla scelta del nuovo allenatore, resta in pole Fabio Caserta, ma la trattativa non è ancora chiusa. Serie B, il Palermo guarda al mercato, in difesa piace Cassandro, mentre per attacco e centrocampo si valutano Moreo e Marin. Eccoci, buonasera. A Messina è morta una donna precipitata sulle scale del Policlinico. Pensate, tentava di evitare che alcuni scatoloni caduti da un carrello la travolgessero. La procura ha aperto già un'inchiesta. Sentiamo Francesco Triolo. I medici del Policlinico di Messina hanno avviato la procedura per l'accertamento della morte cerebrale della donna di 68 anni rimasta gravemente ferita dopo una caduta avvenuta all'interno dello stesso ospedale universitario lo scorso giovedì. Le condizioni della donna infatti sono improvvisamente peggiorate nelle ultime ore. Secondo una prima ricostruzione, giovedì scorso la donna si trovava nei pressi dell'ingresso del padiglione H quando avrebbe tentato di evitare alcuni scatoloni caduti da un carrello per il trasporto merci. Nel movimento avrebbe perso l'equilibrio precipitando lungo la scalinata che conduce al piazzale sottostante. I soccorsi sono stati immediati e la donna è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso e successivamente ricoverata nel reparto di rianimazione a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica della vicenda sono in corso e gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire i fatti ed è stato posto sotto sequestro il carrello coinvolto nell'incidente. Adesso a Canicattì nell'Agrigentino 3 rapinatori armati con il volto coperto sono entrati in una villa e aggredito una donna e l'anziana madre. Sotto la minaccia della pistola si sono fatti poi consegnare soldi, gioielli e cellulari per poi fuggire con il bottino. Davide Sardo. Una notte di terrore alla periferia di Canicattì. 3 banditi con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione in una villetta sorprendendo nel sonno una donna e la madre anziana. Le 2 vittime, una 60enne medico molto conosciuto in città e la madre pensionata, sono state minacciate con l'arma puntata e costrette a consegnare denaro, gioielli e tutti gli oggetti di valore custoditi in casa. I rapinatori hanno preteso anche i telefoni cellulari nel tentativo di ritardare l'allarme e impedire una immediata richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. Dopo aver arraffato il bottino si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat 500. Gli investigatori sono convinti che il colpo sia stato pianificato nei dettagli. I malviventi conoscevano probabilmente le abitudini delle vittime e sapevano chi avrebbero trovato all'interno dell'abitazione. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare, ma sarebbe consistente. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona nella speranza di individuare elementi utili per risalire ai responsabili. Per le 2 donne, fortunatamente rimaste illese, resta lo shock per una notte da incubo. A Palermo convalidati i primi fermi nell'inchiesta per le intimidazioni e danneggiamenti nella zona nord del capoluogo. Inquirenti sempre più convinti che a gestire tutto sia la mafia di San Lorenzo. Maglio Viola.
Restano in carcere i primi 4 fermati nell'ambito dell'inchiesta sull'escalation criminale nella zona nord di Palermo. Il GIP ha convalidato 2 fermi, mentre pur non convalidando gli altri 2 ha disposto la misura cautelare in carcere per l'elevata pericolosità sociale. Si tratta di Rosario Piazza e Davide Carcione, i 2 picciotti di Cosa Nostra che nella notte fra il 13 e il 14 marzo avrebbero lasciato le bottiglie di benzina con i pizzini con le richieste di pizzo nei locali del lungomare da Sferracavallo a Isola delle Femmine. Proprio il loro fermo ha fatto svoltare decisamente verso ambienti di Cosa Nostra e della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo l'inchiesta sui 47 episodi avvenuti fra novembre e maggio. Fermi non convalidati ma arresto preventivo del GIP invece per Salvatore Modica e Samuel D'Acquisto, accusati di aver rubato un'auto poi usata da altri per l'attentato incendiario del 28 marzo ai danni di un autolavaggio stazione di servizio di Via Lanza di Scalea. Gli altri 4 fermati sono invece accusati della sparatoria di Via Don Minzoni e della reazione con il tentato omicidio di Ignoti all'interno del mercato di Via Montalvo. Danilo Ignoti e Dionisio Mineo avrebbero sparato con un Kalashnikov contro l'abitazione di Via Don Minzoni, mentre Massimo Gioè e Riccardo Civiletti avrebbero guidato i ciclomotori durante la spedizione punitiva contro Di Ignoti, ferito in Via Montalto l'indomani. Intanto continua la pioggia di reazioni per gli incendi alla Sicily Bycar. Oggi tocca al presidente di Confartigianato virzidirsi vicino a Tommaso Dragotto e all'azienda che rappresenta un'eccellenza e chiedere presidi ancor più stringenti delle forze dell'ordine. Nel Trapanese per un rogo di vaste proporzioni a Montagna Grande sono stati attivati anche Canadair e elicotteri di forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Sentiamo Laura Spanò. Incendio a Montagna Grande nel comune di Salemi, al lavoro forestale, vigili del fuoco e protezione civile, a supporto 3 elicotteri della flotta regionale della forestale e 2 Canadair arrivati da Ciampino e dalla Mezza. In soccorso è stato chiamato anche un elicottero della flotta dello Stato. I piloti, per abbreviare i tempi dei lanci, prelevano acqua dalla vicina diga Rubino. Il fronte dell'incendio è diviso in 2, partito dal versante nord, ha raggiunto in pochi minuti il versante sud. Le fiamme, dopo aver divorato sterpagli e vegetazioni, stanno distruggendo quel che resta del bosco dell'area demaniale già colpito duramente in passato da altri roghi. L'allarme è scattato attorno alle 15 da una delle torrette di avvistamento antincendio della forestale. Nel giro di pochi minuti è stata attivata la macchina delle operazioni con l'intervento del corpo forestale con mezzi, uomini e personale AIB impegnati a contenere l'avanzata delle fiamme e 3 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani a proteggere abitazioni e gli ovili in località Ardigna. Fiamme anche nella frazione di Fulgatore. Il fronte del fuoco, complice anche il vento, ha superato i 2 chilometri. Sono le prime avvisaglie di una stagione degli incendi che, secondo la protezione civile, è iniziata già da giovedì, quando un vasto incendio ha colpito la piana di Catania, per fortuna senza conseguenze su persone o cose. Emergenza acqua sempre più critica nell'Agrigentino. A Canicattì i carabinieri sequestrano un'autobotte e un pozzo per acqua contaminata venduta illegalmente. A Licata scende in piazza il comitato L'acqua ai cittadini, che chiede interventi urgenti anche della magistratura. Sentiamo Davide Sardo. Sequestrata a Canicattì un'autobotte utilizzata per il trasporto e la vendita di acqua contaminata, prelevata da un pozzo agricolo privo di autorizzazioni sanitarie. L'operazione dei carabinieri ha portato anche al sequestro del terreno e del pozzo. Gli accertamenti dell'ASP hanno rilevato la presenza di batteri coliformi, confermando la non potabilità dell'acqua e un potenziale rischio per la salute pubblica. Denunciate più persone alla procura di Agrigento. A Licata intanto scende in strada la protesta del comitato civico L'acqua ai cittadini. In piazza Carmine famiglie e associazioni denunciano una crisi idrica sempre più grave, con disagi pesanti per cittadini e attività economiche. Nel mirino la gestione del servizio idrico da parte di AICA. Oggi porremo quelle che sono le nostre proposte da comitato per dare le nostre soluzioni sia sul lungo termine che sul breve termine. In questo momento sappiamo di chi sono le responsabilità rispetto alla condizione attuale della gestione idrica e quindi vorremmo che questi soggetti non avessero più il potere di assoggettare la popolazione licatese e agrigentina tutta. Il comitato parla di situazione al collasso e chiede interventi urgenti e strutturali, maggiore trasparenza nella gestione del servizio idrico e tariffe più eque. Restiamo in tema di bollette idriche, perché è caos nel Catanese. Dopo le proteste dei cittadini e le diffide dei comuni, SIE, nuovo gestore del servizio, annuncia la sospensione del deposito cauzionale nelle prossime 2 bollette, appunto. Emanuela Corsi.
Qualcosa si muove nei comuni del Catanese dopo le numerose lamentele dei cittadini per il passaggio di gestione del servizio idrico dai comuni a SIE, Servizi Idrici Etnei. Il gestore ha accolto la richiesta dei sindaci di sospendere le prossime 2 rate del deposito cauzionale previsto in bolletta. Ad annunciarlo il primo cittadino di Mister Bianco, che assieme al collega di Belpasso ha incontrato i vertici dell'azienda. Ci sarà quindi un alleggerimento della bolletta che vogliamo leggere come un segnale di apertura al dialogo, come un segnale di rispetto alle richieste dei cittadini e dei sindaci. È chiaramente una base di partenza, non possiamo fermarci qui. Il gestore unico c'è, la legge è chiara e noi abbiamo dovuto attuarla, però adesso è fondamentale che sempre di più SIE si metta a disposizione realmente dei cittadini e dell'intera provincia di Catania. Sempre SIE ha accolto con favore la richiesta avanzata dai sindaci dell'area ionica di aprire un tavolo tecnico per trattare i temi inerenti al servizio idrico integrato. Nei giorni scorsi i comuni del comprensorio di Giarre avevano diffidato l'azienda per i disservizi nella fornitura, le perdite di acqua nel territorio e le bollette con importi esorbitanti che pesano sulle tasche dei contribuenti. Il tema dell'acqua resta centrale anche nel dibattito politico dei comuni ionici. Al termine di una seduta straordinaria, il Consiglio Comunale di Riposto ha approvato una mozione con cui si diffida SIE a seguito di continui disservizi nell'erogazione di acqua sul territorio comunale per interventi programmati e non comunicati ai cittadini. A Palermo, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, il Circolo del Tennis ha festeggiato i suoi 100 anni di storia. Il Presidente della Repubblica è anche socio onorario del Circolo palermitano. C'era anche il Presidente della Regione Schifani che ha ringraziato Mattarella per la sua presenza a Palermo. Marco Gullà. 100 anni e non sentirli, il Circolo del Tennis Palermo compie un secolo di vita, un compleanno speciale che è stato festeggiato alcune settimane fa e che questa mattina ha avuto un altro festeggiamento particolare, quello alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, socio onorario del Circolo. A fare gli onori di casa il presidente del club Alessandro Lazzaro, che ha accompagnato il Presidente della Repubblica in una prima visita alla mostra allestita per il centenario. È una splendida giornata, una sorpresa meravigliosa quella che ci ha fatto il Capo dello Stato. Tra l'altro è un concittadino palermitano, quindi per noi la soddisfazione è doppia. Dico che da un punto di vista tennistico è finito il primo set, da domani mattina iniziano gli altri. È una giornata storica per il tennis italiano, perché la federazione si fonda sul movimento delle società sportive. Avere il Circolo Tennis Palermo con i suoi 100 anni significa godere di un'esperienza, di un appoggio importante e poi ovviamente nobilitati dalla presenza del Presidente Mattarella. Il Presidente Mattarella è da qualche mese un socio onorario del club. È stato sempre vicino ai successi dei campioni azzurri del tennis fino alla premiazione di Sinner un mese fa, dopo la finale degli internazionali a Roma. Dopo le denunce sulle condizioni dei locali del 118 arrivano i controlli dei NAS dell'Ispettorato del Lavoro a Gela. Intanto una nuova sede esiste già, ma non può ancora essere utilizzata. Mancano gli ultimi allacci e il trasferimento resta fermo. GR Italia. I carabinieri del NAS e gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato i locali che ospitano il 118 dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, un sopralluogo per verificare le condizioni della postazione Charlie, finita al centro di diverse segnalazioni e polemiche per una situazione definita da tempo non più adeguata agli standard di un servizio di emergenza. Una sede ricavata negli spazi dell'ex area Covid, in locali semi-interrati dove gli operatori hanno denunciato anche alle nostre telecamere a luglio dello scorso anno disagi legati a umidità, infiltrazioni, problemi igienici e difficoltà operative. Un quadro ancora più delicato perché il servizio negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con il fermo di una delle 2 ambulanze per un guasto. Una vicenda che assume i contorni di un paradosso. La soluzione infatti esiste già. Il comune ha individuato quasi un anno fa un immobile confiscato alla mafia destinandolo proprio al 118, una struttura ritenuta idonea, più funzionale e pensata per migliorare il servizio sul territorio. Ma dopo mesi il trasferimento non è ancora avvenuto. A bloccare l'apertura sarebbero gli ultimi adempimenti tecnici, in particolare l'allaccio idrico. Quel locale lo abbiamo votato immediatamente al 118 e sono mesi che tendiamo. Adesso c'è stato un problema con l'allaccio idrico, ci hanno fatto sapere che l'allaccio idrico è un allaccio straordinario perché devono passare. Abbiamo già avviato, gli scavi già sono stati completati, domani verrà avviato il contratto con Caltacqua per il nuovo contatore e poi noi stessi faremo la voltura all'ASP pur di accelerare i tempi. Nel frattempo il nuovo presidio resta chiuso e gli operatori continuano a lavorare nella vecchia sede, la fotografia di una città dove la soluzione è stata trovata ma resta ancora ferma davanti agli ultimi passaggi della burocrazia.
Andiamo a Messina, a Capopeloro. Il comitato No Ponte ha organizzato un sit-in lanciando una raccolta firme per chiedere le dimissioni degli organismi direttivi dello Stretto di Messina SpA e l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga l'amministrazione giudiziaria della società dopo l'inchiesta relativa alle autorizzazioni per l'opera. Ci fermiamo, poi andremo a Taormina per il Film Fest. Successo a Taormina del Film Fest per il docufilm di Alfredo Lopiero, Un viaggio per incontrare Mimì, un omaggio a Lina Wertmüller, protagonisti Giancarlo Giannini e Tuccio Musumeci. Sentiamo Desiree Ferlito. Sono tornata a Catania perché voglio incontrare Mimì. Successo al Taormina Film Fest del docufilm Un viaggio per incontrare Mimì, applauditissimo alla 72esima edizione del festival. Un viaggio nella memoria del cinema italiano, ma anche una vetrina internazionale per la Sicilia. Dopo la selezione, Un viaggio per incontrare Mimì compie un nuovo passo e sbarca sulle piattaforme Prime Video italiane, americane e britanniche, con una versione interamente sottotitolata. Il film, diretto da Alfredo Lopiero, rende omaggio a Lina Wertmüller, la regista che ha scritto pagine indelebili della storia del cinema italiano e vede protagonista Giancarlo Giannini affiancato da Tuccio Musumeci e da un cast che racconta volti, tradizioni e atmosfere della Sicilia più autentica. Noi ci siamo divertiti molto. Se io non avessi fatto questo film in Sicilia non sarei qui e non avrei fatto tante altre cose. Una terra che diventa protagonista assoluta della pellicola e che adesso si prepara a farsi conoscere anche dal pubblico internazionale. Festeggiamo in una location importante l'internazionalizzazione della pellicola. Un'opportunità per esportare non solo un film, ma un'identità culturale fatta di paesaggi, tradizioni e storie che continuano ad affascinare il mondo. Andiamo a Salina, dove si ricorda Massimo Troisi, scomparso 32 anni fa, proprio sul finire delle riprese del film Testamento il Postino. Tra i premiati del Mare Festival di quest'anno l'attore palermitano Vincenzo Ferrera. Eva Spampinato. A 15 anni dalla sua nascita, il Mare Festival trasforma ancora una volta Salina nell'isola della memoria e del cinema, qui dove Massimo Troisi ha lasciato un'impronta indelebile con Il Postino. Il grande schermo incontra il racconto di un'eredità che continua a parlare anche alle nuove generazioni. Ogni anno vedere l'emozione anche da parte di chi riceve il premio. È un modo per ricordare Massimo, per ringraziarli per tutto quello che ci ha lasciato, è un modo per portare il cinema su quest'isola magica che è stata il set del Postino 32 anni fa e per continuare a far emozionare e emozionarci tutte insieme. 3 giorni di incontri, premiazioni e focus tra le piazze di Santa Marina, Malfa e Pollara. La storia della Kermesse diventa un film documentario anticipato proprio quest'anno da un cortometraggio Viva Troisi. Il prossimo anno, nel Festival 2027, faremo vedere questo documentario e racconteremo proprio in dettaglio tutta la storia del premio Troisi attraverso le voci autorevoli di Cristina Comencini, Alessandro Preziosi, Maurizio Costanzo, Anna Marchesini, grandissimi attori e registi che sono di qui nell'isola del Postino. Svelata l'opera Oltre il tempo, dedicata al Postino di Troisi, restaurata proprio quest'anno. Tutta la mia adolescenza l'ho passata a guardare i film di Massimo Troisi, tutti quanti, è sempre stato un faro prima di iniziare col sogno di diventare attori. Siamo in una cornice incredibile, quindi meglio dico, cioè uno viene qua, sta a Salina, una delle isole più belle al mondo, in Sicilia, sono palermitano, ho il privilegio di prendere un premio col viso di Massimo Troisi, meglio di questo, insomma, è veramente unico. Breve pausa e poi il calcio. Il Catania è sempre alla ricerca di un allenatore, mentre invece il Palermo è già attivo sul mercato. Per il calcio il Catania è sempre alla ricerca del nuovo allenatore. La società e Fabio Caserta sono ad una fase di riflessione. L'obiettivo comune è quello di vincere. Francesco Triolo. Il weekend potrebbe essere decisivo per la scelta del nuovo allenatore del Catania. La trattativa con Fabio Caserta è in corso da diverso tempo, si discute soprattutto di aspetti tecnici, progettuali, di organizzazione e gestione. La durata del contratto o la parte economica sono passati in secondo piano. Caserta vuole venire a Catania, ma vuole farlo per vincere. Del resto le proposte non gli mancano, a cominciare dallo stesso Empoli, che ha condotto in salvo in Serie B. I toscani hanno messo sul tavolo il rinnovo, ma intanto stanno sondando altre alternative.
Una è quella De Giorgio, con cui anche il Catania ha discusso, così come con Biancolino. Perché tenersi aperte un paio di strade è normale, soprattutto in questo periodo dell'anno. Su Caserta però tutti sarebbero d'accordo, resta da far combaciare le richieste del tecnico e qui, in questo momento, si è in una fase di valutazione, ma più passa il tempo e più Caserta rischia di allontanarsi. Le alternative comunque occorre individuarle e allora, oltre De Giorgio, ecco che vengono accostati al Catania anche nomi come Aimo Diana, che aveva iniziato la stagione al Brescia e che in Sicilia ha guidato la Leonzio sino ai playoff, oppure Emanuele Troisi, che ha allenato il Lumezzane sempre in Serie C. L'aspetto tecnico è la priorità in questo momento per un Catania che poi dovrà programmare tutto il resto, anche il ritiro, oltre che il calciomercato. E a proposito di calciomercato, Palermo attivo sulle trattative in entrata, Rosanero vicini a Cassandro Del Como. Per l'attacco piace sempre più Moreo, ma non è una trattativa semplice. Marco Bullà. Potrebbe e dovrebbe essere Tommaso Cassandro il primo rinforzo del nuovo Palermo. Il difensore di proprietà del Como e nelle ultime 2 stagioni al Catanzaro è stato individuato come uno dei profili prioritari per l'assetto difensivo da consegnare a Pippo Inzaghi. I numeri dell'ultimo campionato di Serie B sotto la guida di Alberto Aquilani ne testimoniano la centralità e la grande continuità di rendimento. Il difensore è sceso in campo in ben 33 occasioni, partendo nella stragrande maggioranza dei casi nell'11 titolare. Tra i profili monitorati c'è anche Stefano Moreo, attaccante classe 1993, che con Inzaghi ha già condiviso pagine importanti della propria carriera tra Venezia, Brescia e Pisa. Un rapporto solido basato su fiducia reciproca e rendimento garantito. I 7 gol realizzati nell'ultima stagione in Serie A testimoniano la sua qualità. Trattativa comunque complicata, ma il Palermo potrebbe accelerare e bruciare la concorrenza. Più agevole è anche la pista che porta Marius Marin, il centrocampista rumeno, è attualmente svincolato e rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per il centrocampo rosanero. Anche in questo caso Inzaghi lo conosce bene, avendolo avuto agli ordini proprio a Pisa, garanzia di immediata integrazione nei meccanismi di gioco del tecnico. Palermo che proverà anche l'assalto a Rui Modesto, con l'Udinese c'è già una trattativa aperta, il calciatore vorrebbe tornare in rosanero. Grande successo per il Catania femminile Under 19. Le ragazze sono campionesse d'Italia di categoria dopo aver vinto la finale del campionato juniores. Le rosazzurre guidate da Andrea Massimino si sono imposte per 2-0 sul Torino grazie alle reti di Ginevra Buscemi e Miriam Milazzo. Entrambe a segno in avvio di ripresa esattamente al primo e al 7° minuto. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.